ancora all'858. Se non avessi te. Pregare il Signore ricantando ancora questo cantico. Alleluia. Se non avessi te in questo mondo, oh mio Signore, dove sarei? Se non avessi te con amor, chi troverebbe nelle prove una parola di conforto per me? Tu, solo tu, luce dell'anima, tu, solo tu, speranza del mio cuore, resta con me, sempre vicino a me. Cosa farei, Signor, se non avessi te? Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Tu sei il fondamento della nostra vita. Alleluia. Senza di te, Signore, saremmo senza direzione, confusi. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Benedetto sei tu, oh Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Benedetto il nome del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Signore, grazie per la tua presenza viva nel nostro cuore. Alleluia. Benedetto il tuo nome. Benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia.
Gloria a Gesù. Santo, santo, Benedetto santo sei, tu, Signore. Signore. Alleluia. Sei il nostro Alleluia. Dio, il nostro Salvatore, il Alleluia. nostro Redentore. Alleluia. Che pari a te. Tu sei il Signore della gloria. Alleluia. 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 Benedetto è il tuo nome, Signore. Alleluia. 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 Gesù, Gesù. Meraviglioso sei tu, Gesù. Tu sei il Signore. Nostro Dio. Alleluia. Signore, Ti amiamo, Signore. alleluia. Ti amiamo, Signore. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Signore. Alleluia. Benedetto il Signore. Degno della gloria, dell'onore, degno di essere adorato. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Alleluia. Signore, ti ringraziamo perché siamo qui questa sera. Grazie, Signore, per la salute. Grazie per la libertà. Grazie. Grazie, Signore, per il buon sentimento che hai messo in noi di uscire di casa e ritrovarci nella tua casa insieme ai fratelli e alle sorelle. Signore, già questa per noi è una grande benedizione. Grazie, Signore, per i fratelli e le sorelle. Grazie, Signore, per la tua Chiesa. Amen. Signore, grazie soprattutto perché tu sei qui tra noi. Grazie. Signore, riempi il nostro cuore della tua presenza. Signore, risvegliaci perché nessuno possa rimanere indifferente al fatto che tu sei qui, passeggi in mezzo a noi, ascolti ogni nostra parola, ogni nostro pensiero, Signore. Tu conosci il nostro cuore. Signore, vogliamo innalzarti insieme, vogliamo elevare una sola voce verso di te, Signore, per glorificarti. Vogliamo ricordare quello che hai fatto per noi, Signore, non lo vogliamo dare per scontato. Vogliamo ringraziarti per la vita, vogliamo ringraziarti per la salvezza, vogliamo ringraziarti per le tue infinite compassioni, perché non ti stanchi di perdonare. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Signore, innalzati nelle lodi di questo popolo riunito qui questa sera, oh Dio. Signore, prendi piacere nelle nostre lodi, glorifica il tuo figliuolo Alleluia. e scendi, Signore, dal cielo con la tua benedizione, con i battesimi di Spirito Santo, con le chiamate al tuo servizio, Dio. Che ognuno di noi si possa proporre di fare un passo in avanti verso di te, un passo in avanti per servirti meglio, oh Dio. Alleluia. Siamo qui, Signore, e attendiamo un tocco particolare da te che sei fedele. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Accomodatevi, fratelli. Nonostante i tantissimi assenti, la quarta ondata ha colto anche noi. Abbiamo decine di contagiati. Grazie a Dio nessuno preoccupante, però era quello che volevamo evitare, no? Le assenze, le quarantene, le restrizioni. Per cui vi chiedo cortesemente in questi giorni, è già una benedizione per noi essere qui, però poi rispettiamo ogni cosa che ci indica il protocollo, distanziamenti, le uscite, per poter continuare a essere qui. Purtroppo qualche comunità ho saputo che ha sospeso i culti per mancanza di credenti, erano tutti contagiati, pastore compreso. Noi resistiamo. Però vogliamo fare tutto con ordine perché le porte possano continuare a rimanere aperte. Ma dopo pregheremo per i nostri fratelli, sono tanti, proprio a motivo delle tante assenze che ci sono, abbiamo mandato il link di questo culto anche a tutti i fratelli, in modo che si sentano in qualche modo insieme a noi. Ma noi pregheremo per loro. Cantiamo insieme il cantico 433. Siamo soddisfatti di quello che Dio ci concede qua giù
sapendo che il meglio deve venire. Quando lo incontreremo faccia a faccia, allora diremo: ogni meravigliosa benedizione del Signore sulla terra era soltanto una briciola davanti alla pienezza della conoscenza e della gloria del Signore. Alleluia. Son soddisfatto della semplice vita, mentre qui in terra io servo il Signore, ma su nel cielo, nella gloria beata, m'aspetta un luogo di grande splendore. Qual gran tesoro al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia, canteremo la vittoria, divine ricchezze godremo lassù. Qui son tentato, tormentato e provato, non v'è riposo nel mondo qua giù. Non troverò mai una casa sicura finché in gloria sarò con Gesù. Qual gran tesoro al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia, canteremo la vittoria, divine ricchezze godremo lassù. Né abbandonato e né povero sono, né scoraggiato in questo cammin. Son pellegrino, la città sto cercando, che ogni or dimora infino alla fin. Qual gran tesoro al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia, canteremo la vittoria, divine ricchezze godremo lassù. Gloria a Dio. Cantiamo adesso il cantico 186. Cantico di 5 strofe, lungo. Questo cantico è importante per me. Io forse ve l'ho già raccontato qualche volta, ma quando ero giovincello, pur amando il Signore, mi prendevo la briga di disprezzare i cantici dal 500 in giù. Erano i più allegri, erano dal 500 in su, quelli di risveglio. Ai tempi non c'erano neanche le aggiunte. Mi ricordo però che eravamo un raduno di zona giovanile e io mi trovavo in quel raduno di zona perché voi sapete la mia storia, ero fuori casa a motivo del Vangelo e non era per me motivo di tristezza, perché finalmente potevo andare ai raduni senza restrizioni, senza persecuzioni. E mi ricordo che ero lì, era forse il mio primo raduno giovanile di zona, ero lì con i giovani della chiesa
Quando chiamarono per la preghiera il 186, io e gli altri giovani abbiamo iniziato a fare dei risolini, delle piccole gomitate per dire ecco, un altro cantico di quelli noiosi, di quelli lunghi, di quelli che ai giovani non piacciono. E così è partito la prima strofa, Se pace qual fiume. Noi eravamo lì, cantavamo distrattamente, ma non pesavamo le parole. Però quelli erano giorni importanti per me. Il mio cuore, anche se fuori era tutto a posto, era un cuore che era colpito, la vita stava cambiando, non avevo prospettive per aver scelto di servire il Signore. Il mio cuore non era calmo. E improvvisamente, mentre eravamo lì, distrattamente sentii il coro: o mio cuore calmo sta sereno al sicuro in Gesù. E quelle parole mi trafissero, arrivarono dall'alto proprio, e mi resi conto che quel cantico stava parlando a me. Improvvisamente mi svegliai, spiritualmente mi svegliai, aprii il libro, iniziai a leggere. Se sono tentato, casualmente era la seconda strofa: da prove, dolore, certezza infinita sei tu. E poi il vivere Cristo, se anche il Giordano passerò. E ogni parola di quel cantico era un messaggio del Signore che consolava il mio cuore. Da quel giorno in avanti non ho mai più disprezzato i cantici, anzi me li sono andati a leggere e ho scoperto che c'erano delle storie dietro, che erano dei messaggi importanti. Per cui non so come lo canterete voi, ma adesso lo cantiamo. Io lo canterò con un bel peso nel cuore, perché è un cantico che ancora mi parla. 186. Se pace qual fiume mi inonda dal cielo, o il dolo si abbatte su me, qualunque la sorte ripeter potrò, o mio cuor calmo sta in Gesù. O mio cuor calmo sta sereno al sicuro in Gesù. Se sono tentato da prove e dolor, certezza infinita sei tu. Dal mal, dal peccato, redento io son per il sangue che è sparso Gesù. O mio cuor calmo sta sereno al sicuro in Gesù. I miei peccati Gesù cancellò, li ha tutti inchiodati quel dì. Lassù sulla croce, oh libero son, ed ho lode e gloria Gesù. O mio cuor calmo sta sereno al sicuro
se anche il Giordano passerò, non temo la morte, la prova e il dolore, sempre pace godrò in Gesù. O mio cuore, calmo sta sereno al sicuro in Gesù. Ma il tuo ritorno, Signore, bramiamo, non morte ma gloria attendiamo. O angelica voce, o tromba dal cielo, o beata speranza in Gesù. O mio cuore, calmo sta sereno al sicuro in Gesù. Gloria a Dio. Alleluia, Signore. Avete notato che in questo cantico non si usano il termine Dio o Padre, Gesù o Cristo o Signore, quindi è riferito proprio al nostro Salvatore, di cui parliamo adesso leggendo insieme nell'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 1, dal verso 15 al verso 23. Efesini 1. È un brano che conosciamo bene. Efesini 1:15. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Fino a qui potete accomodarvi. Brani di questo tenore ce ne sono tanti nel Nuovo Testamento, soprattutto negli scritti di Paolo, citandone solo un altro, per esempio Filippesi: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo,
umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E possiamo andare avanti ancora, ne parla Paolo ai Colossesi, parlando del primato di Cristo, egli l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. In Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. E altri ancora. Questi sono passi che ci ammutoliscono, anche quando noi consideriamo le cose di Dio per noi soltanto, per i benefici che ne possiamo avere. Noi non ci dobbiamo mai dimenticare che ogni gloria, ogni onore, alla fine arriverà soltanto a Gesù Cristo il Signore. E il Padre lo ha sovranamente innalzato perché Egli si è umiliato, Egli si è fatto uomo ed è morto al posto nostro. Quindi più cresciamo nelle vie del Signore, fratelli e sorelle, più deve crescere il peso che ha Cristo nella nostra vita, nella nostra fede, nelle nostre scelte, nei nostri sentimenti, e meno deve esserci il peso di quello che siamo noi, di quello che Dio può fare per noi, meno di noi e più di Cristo. Questo è il segno di una vera crescita spirituale. Se andando avanti negli anni di fede ancora ci lamentiamo col Signore o speriamo per il Signore per le cose soltanto di questa vita o continuiamo a vivere soltanto per cercare dei benefici che Dio ci può dare dimenticandoci di Cristo, allora non stiamo crescendo. Ma se andiamo avanti nelle vie del Signore e man mano che passano gli anni e conosciamo pienamente il Signore, siamo più grati a Dio perché conosciamo di più Gesù, e se anche non otteniamo tutto quello che desideriamo, poco ci importa, allora abbiamo il segnale che stiamo crescendo davvero nelle vie del Signore. Sapete perché? Perché più passa il tempo, più la distanza, permettetemi, anche geografica, anche chilometrica, tra noi e Cristo si accorcia, perché Gesù sta tornando e noi lo raggiungeremo, lo incontreremo nell'aria. Amen. E più passa il tempo, più questa speranza deve diventare viva in noi. Cristo in noi, speranza di gloria. Stiamo meditando sulla signoria di Cristo e abbiamo parlato del fatto che Cristo è Signore sulla natura, Signore sulle malattie, addirittura Signore sulla morte. Filippesi ci dice che lo vogliano o no tutti gli uomini, Cristo è Signore di tutti, anche se molti non lo riconoscono nel tempo attuale, però verrà il tempo in cui ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ora quelli che l'hanno riconosciuto nel tempo della grazia lo riconosceranno acclamandolo e condivideranno la gioia del regno di Dio. Quelli che non l'hanno riconosciuto adesso non saranno salvati, certo, però lo riconosceranno lo stesso. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ma tra tutti gli uomini in particolare, questa sera meditiamo su quello che dice Paolo in Efesini. Ogni cosa egli ha posto sotto i piedi di Cristo e Dio lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Gesù Cristo è il Signore della Chiesa. Amen. È Lui il Signore. La Chiesa è sua. La Chiesa è sua proprietà. La Chiesa è sua eredità. La Chiesa è il suo progetto. La Chiesa appartiene a Cristo e Lui ne è Signore. Il famosissimo passo della confessione di Pietro
E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Significa che la chiesa è del Signore. Amen. Ed egli non ha delegato nessuno, né vicari, né altri uomini. La chiesa continua a essere del Signore. Lui ne è Signore. Anche i vicari, non c'è nessun vicario, non ci può essere nessun vicario, perché Gesù Cristo, il nostro Signore, il Signore della Chiesa, è vivo. Amen. È ancora pienamente potente, pienamente efficace, non ha bisogno di vicari. Egli è ancora Signore della Chiesa. E in quanto Signore della Chiesa, Lui la guida. Egli è il sommo pastore, Egli è il pastore delle anime, Egli è il pastore delle anime nostre. Egli, in quanto Signore della Chiesa, la guida, è vivente, cammina tra di noi, cammina davanti a noi. Egli ha inaugurato una via recente e vera, dice lo scrittore agli Ebrei, cioè Egli è davanti a noi. I primi passi nella strada che noi, come Chiesa del Signore, stiamo percorrendo, i primi passi li ha fatti Lui. Lui ha inaugurato la via. Lui ha percorso e ha fatto le prime orme, e noi che siamo dietro, a noi spetta, dice Pietro, di mettere i piedi sulle sue orme, seguire le sue orme, e allora non ci perderemo. In quanto Signore della Chiesa, Lui la guida, Lui ne dà direzione, Lui cambia traiettoria, Lui gira strada, perché è Lui che la guida, è Lui che ci indica il percorso da seguire. Ma la nostra consolazione è che questa guida è davanti a noi, è davanti a noi, che se riflettessimo su questo aspetto e tutto quello che dice la Scrittura è ancor più che davanti a noi, perché il Salmo ci ricorda che Egli ci sta davanti, ci sta di dietro, ci sta sopra e ci copre. Isaia ci ricorda che quando il cammino davanti a noi non è chiaro, noi sentiamo dietro di noi una voce che dice: questa è la via e cammina per essa. Ma in tutti questi aspetti, Egli, in quanto Signore della Chiesa, si prende la responsabilità della sua Chiesa e la guida. È davanti a noi. Egli fu davanti ai discepoli quando nel Getsemani le guardie tentarono di prendere anche loro. Egli era davanti a loro, che per le guardie era in mezzo tra le guardie e i discepoli, dicendo: era me che volevate, loro lasciateli stare. Egli è ancora lì a difendere i suoi, era ancora lì soprattutto a condurli. E noi vogliamo avere il nostro sguardo, come dice lo scrittore agli Ebrei, in 2 passi, fissare il nostro sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, perché Lui è quel Signore che sta davanti. Quando si leggono le cronache antiche dei grandi imperatori, dei grandi condottieri, si nota sempre una cosa: i governanti più apprezzati, nonostante soprusi, disonestà, corruzione che c'è stata in tutti, i governanti più apprezzati erano quelli che durante le guerre andavano in campo di battaglia e andavano davanti alle schiere. Non erano quelli che da dietro comandavano e poi mandavano i soldati allo sbaraglio. Erano sempre stati apprezzati. Ora, se questo è capitato per uomini fallimentari, corrotti, noi abbiamo il nostro comandante in capo, il Signore della Chiesa, che va davanti ai Suoi e ci guida. Fratelli, seguiamo il Signore. Non dobbiamo seguire nessun altro. Non abbiamo bisogno di cercare neanche chi seguire, perché Egli è davanti a noi. Se lo vogliamo vedere, Egli è lì. Egli è lì. Chi guarda a Cristo non è confuso, e in Lui, ci sono 3 traduzioni di questa espressione, e in Lui le isole o le nazioni spereranno
Oppure, dice ancora una traduzione greca, non saranno confusi. Gloria a Dio. Il Signore della Chiesa guida la sua Chiesa. Ma accennavo prima, il Signore della Chiesa inoltre protegge la sua Chiesa. Lui è il Signore. Lui è il Signore. Che nessuno di noi faccia mai l'errore di Uzza, che temette che l'arca potesse cadere e quindi allungò la mano per cercare di tenerla meglio e morì. Nessuno pensi che può proteggere in qualche modo la Chiesa del Signore, perché già questo sarebbe un atto blasfemo. Significherebbe dire che il Signore della Chiesa non è capace di proteggere la sua Chiesa. No, fratelli e sorelle, Cristo Gesù, il Signore della Chiesa, è pienamente potente per proteggere la sua Chiesa. Le porte dell'Ades non prevarranno. E se noi scorriamo i secoli, possiamo vedere l'ascesa e il crollo di potenze, di culture. L'ascesa e il crollo. La Chiesa del Signore è ancora viva e vegeta, perché è la Chiesa del Signore. Certo è una Chiesa invisibile, cioè noi con i nostri occhi umani non riusciamo a delimitarne i contorni precisamente, perché qualcuno diremmo quello no, qualcuno diremmo quello sì, e ci possiamo sbagliare in un modo o nell'altro, ma la Chiesa di Cristo, il Signore, quella che Lui conosce, quella è ancora in salute, soprattutto è ancora protetta. Tempo fa commentava un servo di Dio, parlavamo in conversazione dei cambiamenti dei tempi, delle cose che aveva visto da parte del Signore negli anni di servizio. E poi lui stesso si era fermato a dire, io ero in silenzio, lo ascoltavo, e lui diceva, i tempi sono cambiati e io non li capisco perfettamente e non so bene che cosa riserva il futuro, ma non sono preoccupato, perché so che non sono gli uomini a sostenere la Chiesa del Signore, ma è Cristo, e Cristo non è cambiato. Egli protegge la sua Chiesa, perché ne è Signore. Non ha soltanto la volontà, Egli è il Signore della Chiesa, quindi ha l'autorità, ha la capacità di proteggerla. E nella misura in cui noi rimaniamo all'ombra delle sue ali, negli ovili del buon pastore, noi possiamo stare sereni. Vi ricordate il salmo che parla del costruire una tenda nei pressi del Signore? E quando noi siamo nella tenda del Signore, possiamo anche sentire all'esterno grida, minacce di pericoli, ma noi siamo all'interno della casa del Signore, all'interno della sua tenda, e lì siamo protetti. Sì, il Signore della Chiesa non permetterà che le porte dell'Ades prevalgano, anche perché ci ha mandati in missione a varcare quelle porte. Se Lui ci ha mandati in missione, stiamo sereni. Se anche il nemico minaccia e vuole farci soccombere, Egli ci proteggerà, perché Egli è il Signore della sua Chiesa. Infine, in quanto Signore, l'aspetto che forse ci piace di meno, ma in realtà per chi ama il Signore non è così. Egli governa la sua Chiesa. Amen. Egli non è Signore soltanto perché ci protegge, non è Signore soltanto perché ci indirizza e noi dobbiamo seguirlo. Egli governa la sua Chiesa, perché un giorno si celebreranno le nozze dell'agnello e questa Chiesa è la sua sposa.
Egli ha mandato lo Spirito Santo a prepararla, perché quanto è bello e meraviglioso lo sposo, tanto bella e meravigliosa dovrà essere la sua sposa. E allora lui governa la sua Chiesa. Egli rimuove i candelabri che non illuminano più come lui ha chiamato illuminare. Egli disciplina la sua Chiesa perché possa continuare a essere santa. Egli manda i carismi dello Spirito Santo perché la sua Chiesa possa sentire direttamente dall'alto le cose che deve fare per essere fedele. Sii fedele fino alla fine, suggerirà il Signore stesso a una delle due chiese che erano positive tra le 7 dell'Apocalisse. E tu riceverai la corona della vita. Egli governa la sua Chiesa. Non è banale, in un tempo in cui c'è poco governo nelle famiglie, dove tutti vogliono autogovernarsi nella società, quando c'è un governo di qualcosa, quando ci sono delle regole, chi non vive in quelle regole apprezza. Ci è capitato di fare questa considerazione in famiglia, perché la presenza di un governo, di una regola, è il segno di amore, è il segno che c'è qualcuno che tiene alle sorti di un'altra vita e vuole indirizzarla per il meglio. Quando si parla del fatto che il Signore corregge i Suoi, è un padre che corregge quelli che ama. Beh, il Signore della Chiesa governa la Chiesa, la governa. Fratelli, noi non veniamo qui decidendo di far qualcosa e poi di fare qualcos'altro. No, noi non decidiamo niente, perché c'è un Signore nella Chiesa che governa. Può piacere o può non piacere, il fatto è che non siamo noi i signori, è Lui il Signore della Chiesa. Ma io la Chiesa me la immaginavo così, preferirei che fosse così. Quando saremo noi i signori della Chiesa, decideremo noi. Ma il suo governo è meraviglioso. La natura, la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Il tempo del millennio sarà la dimostrazione completa che il governo del Signore della Chiesa è la cosa migliore che un uomo, una donna, una società possono augurarsi. Il suo governo è perfetto, le sue leggi sono leggi d'amore, egli è giusto, egli è imparziale, egli ha un'idea chiara, una visione, una direzione nella quale indirizzarci, egli sa che cosa sta facendo, egli ha un piano per noi, egli agisce per la nostra vita eterna, per il nostro bene, per avere comunione con Dio. Il suo governo è la cosa migliore che noi possiamo desiderare. Il Signore della Chiesa governa la sua Chiesa. Lo fa attraverso la sua parola, lo fa attraverso, perché no, i miracoli, lo fa attraverso la manifestazione della sua onniscienza, della sua onnipresenza, della sua onnipotenza. Lo fa con tutto ciò che gli appartiene, egli è Dio, benedetto in eterno. Come dice Paolo ai Romani, Gesù Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Egli quindi è il Signore della Chiesa. Egli è stato posto da Dio Padre come capo supremo della Chiesa. Quindi nella Chiesa tutto quello che noi troviamo, che Lui ha stabilito, ovviamente lo sappiamo che cos'è che ha stabilito attraverso la sua parola, accettiamolo,
perché facendo così accetteremo anche la sua guida, accetteremo anche la sua protezione, accetteremo ogni cosa che Lui fa come Signore della Chiesa e non avremo paura di nulla e saremo in pace. Vi ricordate la promessa che Gesù fece ai Suoi discepoli? Io vi lascio pace, io non do come il mondo dà. Non è un augurio, è un'affermazione. Io vi lascio pace. Chi può dare parole certe? Chi di noi, tra noi, pur volendo incoraggiarci gli uni gli altri, può dire io ti lascio pace? Noi ci salutiamo con la pace, che significa la pace sia con te. È una preghiera la nostra, è un desiderio d'amore. Io desidero che la pace di Dio sia con te. Ma Gesù non ha detto così. Io vi lascio pace. Chi parla così è il Signore. Solo il Signore della Chiesa può dire cose certe. E noi quindi vogliamo appoggiarci su di Lui ed essere sereni in Lui. Quando proclameremo la signoria di Cristo, allora gusteremo ogni cosa buona che viene da questa signoria. Adesso pregheremo il Signore della Chiesa e lo ringrazieremo perché non abbiamo un uomo a guidare la sua Chiesa, ma abbiamo Dio stesso, il Figlio di Dio, il nostro Salvatore. Come dicevo prima, ricordiamoci degli assenti. I nomi sono davvero tanti, quindi non li elencherò per non dimenticarne qualcuno. Vi faccio sapere che Fulvio Perone, fratello di Francesco Perone, è andato col Signore, era in situazioni gravissime, lo sapevamo, abbiamo pregato, ma a Dio è piaciuto così. Preghiamo per la consolazione della famiglia. Canteremo il cantico 105, tutto a Cristo, il Signore della Chiesa, io mi arrendo. Io mi arrendo, tutto a Cristo il cuore do. Io da Lui solo dipendo, da che Egli mi salvò. Sulla croce con amore
salvarme peccatore d'ogni male, d'ogni errore. Io m'arrendo, io m'arrendo, tutto a Cristo. Io m'arrendo, di Gesù il giusto, il forte, sono ora